Io sei un po' spiritoso, vuoi? Ma Stanilo, ma lei sa, la sua presenza mi inibisce, tanta è la sua grandezza e la voglia che hanno i nostri radioascoltatori di sentirla agire e lavorare. Posso far entrare un attimo Giovanni? Ma dai, spieghiamo per nome. L'utrum, tra sai, in logo. Non mai da fare. Ma sto coso, si è appicciato queste cose a consumare la corrente per senza lì. No, mi spiega, si è azionato un meccanismo che sta così debole che se non picci non riesco a parlare. Ma stai proprio fuori a capo come sempre. Ma Stanilo, ma prima frava capo perché sono arrivato un cuovo nei numeri. Ehi, ma sta marena dove sotto rasci qua? Non ne ami, non dammi girare un muccio a me, ma che siamo là, dai? Ma Stanilo, non può pazzire. Ma perché, che No, che se l'ha trovato, sinceramente, in un freezer in un locale che ha chiuso 20 anni fa. Ma che schifo, sto melutra. Vabbè, ma era congelato, sarà buono ancora. Ehi, che sappi i bastoncini fin dus? Chiamiamo un Pascale Testa, A noi, Pascalina Testa. La moglie Maria. Siamo a Soccavo. Pronto? Ecco, fa io che Pascale. Pronto, chi è Pascale? Chi è? Via, Pascale, sono Bastanella, buonasera, un fravagatore. Chi è? Pascale, un fravagatore, spino del orecchio, pigliano coda un fiocco. Pascale. Ehi, un fravagatore, Bastanella. Passarella. Ehi, siete una cosa, io sto arrivando a Soccava, via Palazziella numero 7, ci troviamo. Ehi, Maria, la moglie tua ha prenotato sta roba, stasera lo scaricammo, che dici? E che ha ordinato? È nata volta, ma c'è sta Maritella in casa? Ma tu a chi vuoi? Nata volta! Stanilo, state calma, che Tu purtroppo... parlo piano. Un attimo solo. Io portassi che ti posso rispondere. Un attimo solo, un Pascale, un attimo solo. Allora, sto Pascale Testa, io già c'avevo a che fare e non mi insomma, non è che capisci assai. Capare, i buccioni, chi la Era poco rinfarduto. Ma mi passa per la capra, in cielo tu allora. Vado al bordello, potrebbe. Allora, Pasquale Testa, via Palazziello numero 7, Soccavo. Tu chi sei? Aspetta, giurito già 50 volte, io sono Bastanello, fravagatore, chi le acconcia la roba, e tra mezza, la roba è sfravagatura, hai capito? E a me che vuoi? Nata volta, allora, se mi fai parlare, io ti dico che vuoi. Ma Stanilo, per favore, chi se non capisce. Ma che vuoi, mamma sei? Facete passare la moglie, che se mi giusto. Senti, ma tua moglie ci sta in casa? Mia moglie ci sta e mi ha dato il telefono a me. Vai, tu vai a vedere chi è. Ma passima a moglie che come annesi, mi sappi molto cose, per piacere. Scemo, allora, io non ci capito. Ma Stanilo va a chiamare scemo. Ma come ti permetti di chiamare scemo? Senti che si sta... Chi sei e vorrei sapere da quanto tempo ci conosciamo? Nata volta. Allora, ma ti spiego tutte cose, se mi fai parlare, parliamo, potremmo parlare. Parli. E state zitto, fammi parlare. E tu stai zitto. Fallo sta zitto, ma Stanilo. Ah, boh, state zitto. Allora, io tengo sta roba qua. Ha fatto carriera pure la regione a te. C'era pazienza. Che già stiamo belle qua. Allora, siete una cosa, ma sì. Pronto? Dimmi. Allora, in coppa cambio tengo 34 sacchetti di giumenti, un quintale rene cium, 28 pacche di ricciolo, una spezza purpetta, 18 kg di spine pesce, una pasta cicera, 47 cardarelle e una sputa purpetta. Sta roba è stata prenotata praticamente ieri sera nella nostra ditta da una certa signora Chi Maria. l'ha prenotata? Nata voi. Maria, chi è Maria? Conosci a Maria? Ma Stanilo, io posso dire qualcosa. Ma vai già stamattina tutto che tenga la cura antibiotica in culo, lo sai allora? Ma Stanilo, oltretutto, peggio è che mi sputato pure un gol. Hai ragione. Senti un po', o parlo con te o parlo con la signora. Ma O quasi- parlo con te tu, io non arrivo a Ma chiamare. quale signore? Ma quale signore? Chi le amo come me? Tu quale signore? Questa roba che io ho ordinato a te, a me non mi risulta. Ma può passare a moglie che parlo questo? Siccome ha telefonato essa e ha prenotato sta roba, passa a me le parlo questo. Non prenoto niente senza di me. Nata volta. Ma non ti preoccupare. Ma se tu in sta casa non hai mai contato niente. Silvia Maria e Pasquale, io non lo so, io non ho ordinato niente, mia moglie non sa niente. Siete una cosa. Scusa un attimo, voglio un attimo su. Gianni, ma chissà chi che tiene il corno? Te ne corno, Maria, con te ne corno quando eri giù. Non ti preoccupare. Allora, siete non fate, noi venimmo là, scarichiamo lo stesso e ci dai 200 euro e ci appariamo. Ma siete un po', ma ti scarica che innanzi ho ordinato questa roba? Ma scusate un attimo su. Chi sta oltre a te ne corno è pure contento perché alla fine chi sei? Ma chi si sa che la figlia lo La figlia era un pescalino. E la moglie con La moglie si faceva con i bianchieri, arriva con pizzica. Pronto? Pasqua? Bello.
bello. Bello, ma chi sei poco fa Sì, io mi fai capire, io sono pronto, fa tutto quello che vuoi. Pasca, non baci, state buono. Ciao. No, ma Sarina, c'è la pazienza, è una spoglia, chiamamma Santo Piccolo. Ma chi se non capisce, non sente niente. Santo Piccolo è un cellulare, prima che succede. Però chi se un Santo Piccolino ci fa una piccola preghiera. C'è vuoi. Babari, ha fatto che la cartarella intera, loco. Tanco per ciassa in capo, insieme a strava che tu. C'è la pazienza. Ma fanno qua per cattive che siamo. Siamo europei. Sto saranno tutto qua. Tutta là quattro parti, capi? Ma Sani, state calma, che questo è Santo Piccolo. Chi si pure frava che tu. Ma non rispondo. Speriamo che si risponda. Pronto? Pronto? E quando ci vuoi per rispondere? Non è giù. Ma chi è? Chi è, Santina? Ma chi è? Santi, sei tu, Santo Piccolo. Sì. Ehi, sono Mastanillo, fravagatore, buonasera. Mastanillo, fravagatore. Ehi, a polla. Sono che la polla, ti ricordi? Mastanillo e Giovanillo, che stiamo tutti e due, stiamo buonasera, buonasera. Santi. Oi. Siccome ti hanno chiuso lui euro in coppa di cellulare, non volessi stare fino a domani a mattina per fare ambasciata, Sì, ma io non ci ho capito chi è. Allora. Ma Sani, chi si già fa vedere che non ha capito? Mamma roga, non ce la faccio più. Non ce la fa, pare, Milano finisce stasera, ma tutto scemo, ma c'è più. Allora, Santi, via Mautone Laus Domini, ci troviamo? E che fai a fosce? Pronto? Pronto, fammi sentire. E te sto dicendo, no, fai lo scemo, sei tu, non sei tu. Sì, tu mi fai perdere il tempo. E tu hai detto che sono qui, ma non hai già capito. I tanti 64 anni bello così, vuoi si fa perdere il tempo a telefono. Ma Sani, io ti chiamo con Santino, perché chi l'hanno tipo un po' che capito. Non capisci chi l'ha fatta in scuola, è un grande ignorante. Sacci, però fammici parlare a me. Allora, Santi, si hanno fatti, mo, a parte i scherzi, stiamo pazziando, giusto pazziano un po'. Noi stiamo all'Aus Domini, potremmo scaricare stasera, o veniamo arrivare a mattina? Santi, posso scaricare stasera o rimane a mattina? Questa è radio antennato. Radio antennato? Si mancava sulla antenna 1. Pronto? Mo Santi! Ti sto dicendo, posso scaricare sta roba, sì o no? Allora, fa una cosa, tu che scaricare rimane a mattina. Hai già scaricato rimane a mattina? Ma Sani, lasciato sapere perché. Tu hai scaricato la Recambusante. La Recambusante? No, non la tengo la Recambusante. Per questo la squadra da camello giù me pelle. Anzi, giù me pelle tu non chiaro. No, tengo una spezzacorna. Aspetta, corna. Non riesco a stare a mettere, per noi. Santi! E come ti permetti? Ottimo! Ma chi tuo figlio è Santino? Suo figlio Santino? No, sono con figlio pazzo. Un figlio esseva capito che si fa. Perché chi lo sa che Santino non può avere figli perché non è buono. Bravo, chi su qua? Risponde a lui. Chi si muove? No, non lo so, c'ho un compare là che vicino si te sta. Chi si muove? Te un figlio pazzo, te un niente buono. Chi si muove simpatico? Ah, quello sì. Se tu fa fare Barbara a disposizione. Sì, ne passano una poca a Santino. Ma no, aspetta, che fa ridere da noi. Aspetta un momento. È inutile che... Aspetta, È inutile che... Tu puoi stare un po' così, 3. No, ma oggi sta 10. Ma povero scemo che si sente subito come parla, ma sta chi sei il Fammanello, te lo dico? Fammanello, lasciato sto. State buono, Fammanello. Ciao, Fammanello. Ciao. Ciao, Fammanello. Risponde, fammi sentire. Ma sta lì, chi sei Fammanello? Fammanello. Sì, Fammanello. Sì, Fammanello. Fammanello. O bagnino, Fammanello. Fammanello. Ma buona, Fammanello. La radio, qua radio. Che la festa è sarata. Chi stai scemo, vero? Allora, mi permette. Comunque, ma sta lì, manco oggi sei faticato. I Tappi su Radio Kiss Kiss Napoli.